Ben ritrovati con il lavoro a 360 gradi. Oggi apriamo la puntata andando a conoscere un progetto dal nome Homo Faber, un progetto di video e podcast per aiutare gli italiani all'estero. Ne parliamo direttamente da Washington DC con la sua ideatrice Lidia Pannarello. Oggi abbiamo la possibilità di incontrarti, seppur in modo virtuale, ma per farci raccontare di un progetto nato qualche mese fa dal nome Homo Faber. Allora, innanzitutto vogliamo capire come è nata la tua idea, questa idea molto particolare che sta avendo un certo successo. Grazie mille per questa opportunità. Allora sì, che cos'è questa iniziativa Homo Faber Italia? È un programma videocast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. È un'iniziativa che è nata, come hai sottolineato, qualche mese fa, dalla passione della sottoscritta per il format podcast, che è un format che secondo me è molto in crescita e che sono sicura che anche in Italia adesso aumenterà sempre di più. E il programma podcast da cui ho preso ispirazione è stato appunto il programma podcast di fare interviste a personaggi di successo nei quali raccontassero appunto qual è stato il loro percorso che li ha portati alla posizione attuale, capire sia da un punto professionale ma anche da un punto personale quelli che sono stati i momenti più significativi. Allora Lidia, sei estremamente attiva, ma non si può fare tutto da soli, giustamente, quindi hai messo in pista una grande squadra. Esatto, io voglio sottolineare tantissime volte il ruolo di avere un team di supporto motivato e che ha voglia di mettersi in gioco, perché da soli si può realizzare poco. Io sono partita con questa idea, come ho detto, quest'estate, ma per realizzare un progetto media creativo mi sono resa conto che io non avevo tutti gli skills necessari per mettere in piedi questa iniziativa e quindi ho iniziato a contattare miei amici che sapevo essere specializzati in aree che io non avevo di competenza, quindi video editing, design grafico, comunicazione. E da lì è partito poi il progetto che si è allargato sempre di più e adesso abbiamo attivi 22 brand ambassador che ci supportano nella parte più di fare outreach e comunicazione per promuovere il programma a un pubblico sempre più ampio. Quindi sì, avere un team è fondamentale perché da soli si riesce davvero a far poco. Io ringrazio infatti tantissimo i membri della squadra perché senza di loro i risultati che abbiamo ottenuto fino adesso non sarebbero mai arrivati. Voi avete già intervistato nomi importanti, ho visto, del mondo dell'economia e non solo. Come li agganciate, ma soprattutto come vi proponete? E effettivamente siamo stati molto fortunati che grazie a la nicchia che Homo Faber vuole esplorare abbiamo ricevuto molto feedback positivo dalle persone che abbiamo contattato e per questo siamo riusciti a ottenere interviste con Carlo Cottarelli e con Paolo Gallo, che è stato l'ex capo risorse umane del World Economic Forum. Lidia, sembrerà una banalità quella che ti chiedo, ma per i telespettatori che ci stanno seguendo, dove li possiamo vedere questi episodi già? Certo. Allora, gli episodi di Homo Faber Italia sono disponibili su YouTube, Spotify, Apple Music, sono disponibili su Instagram TV e sono disponibili anche su Facebook. Torniamo a parlare di Sei nel posto giusto, un progetto ideato e realizzato dal Comune di Nogara assieme a Boll Beverage Italia. Ne parliamo perché il 10 di aprile tornerà in campo una nuova iniziativa, un nuovo giorno, un nuovo Recruiting Day dedicato alle aziende e a chi sta cercando lavoro. Ma capiamo meglio il progetto di Sei nel posto giusto insieme al sindaco di Nogara, Flavio Pasini. Sei nel posto giusto nasce da un'intuizione che abbiamo avuto come Comune di Nogara assieme a Boll Beverage SPA, che chiaramente lavora nel nostro territorio. Abbiamo avuto la fortuna di parlarci anni fa ed è nata questa bella collaborazione che vede protagonisti i ragazzi del mondo della scuola, le industrie locali e quindi questa bellissima iniziativa che abbiamo fatto nel corso degli anni. E le abbiamo portate avanti appunto assieme. Quale obiettivo ha? L'obiettivo del progetto di Sei nel posto giusto è quello di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro. Chiaramente dobbiamo iniziare da subito
e quindi fin dalle scuole medie e poi dalle superiori seguiamo i ragazzi in un percorso che poi li avvicinerà a trovare le aziende e di conseguenza le aziende avvicinare il mondo della scuola per formare le giovani leve per il mondo del lavoro. Quanto è importante la presenza delle aziende? Direi importantissima. Ringraziamo infatti tutte le aziende partner che in tutti questi anni hanno contribuito, hanno creduto nel progetto, perché grazie a loro poi riusciamo ad assumere le persone sul territorio. Quindi diamo ai ragazzi e agli studenti un'opportunità di non lasciare la nostra zona e quindi di trovare con facilità lavoro appunto nel nostro territorio. È importante quindi che le aziende credano nel progetto e ci stanno credendo in tanti. 10 di aprile, Recruiting Day di Sei nel posto giusto, ci si può prenotare dal sito internet di Sei nel posto giusto, sarà un incontro interamente virtuale e darà l'opportunità di incontrare molte aziende, una delle quali è Ball Beverage Italia. Noi abbiamo incontrato per voi Enrico Bassi, HR Manager, che ci racconta quali saranno le figure professionali ricercate nei prossimi anni e che attitudini devono avere i ragazzi che si avvicinano al mondo del lavoro. Se dovessi dirvi quali sono le figure che cercheremo nei prossimi anni, non saprei esattamente cosa dirvi, nel senso che il lavoro sta cambiando e i prossimi anni svolgeranno o vedranno figure che ancora oggi non ci sono. Posso però parlarvi di quelle che sono le attitudini. Sicuramente avremo bisogno, come ora, anche nei prossimi anni, di esperti nel Lean Manufacturing, quindi nel Lean Six Sigma e negli strumenti di Lean Manufacturing, esperti nel TPM, cioè nella Total Predictive Maintenance, esperti nell'approccio flessibile alla risoluzione dei problemi, così come persone che hanno l'attitudine all'analisi, alla flessibilità nella risoluzione di situazioni nuove e complesse. Una cosa, l'inglese sarà fondamentale nel compimento di operazioni anche di lavoro quotidiano. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Raffinati oggetti esprimono gusto e personalità e i sogni volano. Bagliori accesi rischiarano il buio e gli occhi brillano. Benetti, le gioie della vita. Torniamo a parlare di Hackathon. Questa settimana parliamo di Hackathon Veneto, organizzato da ITS Red Academy. Di che cosa si tratta? Ne parliamo con Maurizio Casarin. Hackathon è un contest che vede impegnati i ragazzi di 5 istituti. I ragazzi si stanno sfidando sui temi dell'efficienza energetica e della sostenibilità, guidati dai nostri docenti e dai nostri professionisti. Con loro stanno affrontando le problematiche legate all'isolamento termico, agli impianti solari termici e fotovoltaici, al recupero delle acque piovane. Tutto il lavoro che stanno facendo dovrà poi essere presentato ad una giuria che li valuterà e dovrà essere quindi presentato con una particolare attenzione alla comunicazione, in modo che questa sia una comunicazione efficace, e lo faranno andando a costruire un'infografica e un sito web. Queste sono le cose che di fatto abbiamo comunicato anche ai docenti degli istituti che abbiamo coinvolto, e docenti che ci hanno riferito già dopo la prima mail che vi era altissima curiosità e anche aspettative molto alte, e di fatto poi l'organizzazione è stata curata per far sì che le aspettative fossero superate, cosa che sembra stia avvenendo. Su quale progetto si sfideranno i ragazzi? I ragazzi dovranno soddisfare le richieste di un committente che è deciso di andare ad abitare trasferendosi in una vecchia baita che è costruita nella cornice delle Alpi Friulane. La location è fantastica, però la baita ha bisogno di lavori e deve essere riqualificata
sia dal punto di vista dell'involucro che dal punto di vista impiantistico, in modo che di fatto diventi un nido confortevole ed energeticamente autosufficiente. Il committente, attraverso una serie di contributi video, darà la possibilità ai ragazzi di comprendere meglio quelle che sono le sue esigenze, il suo stile di vita e quello che per lui di fatto è importante, cioè il rispetto di quel posto fantastico. Che obiettivi hanno gli hackathon? L'abbiamo chiesto a Maurizio Casarin, che ho ascoltato per voi. Hackathon di ITS Red ha un duplice obiettivo. Da una parte c'è la volontà di spingere i ragazzi a mettere in campo le competenze che hanno acquisito, stimolandoli in pochi giorni a trasformarsi da studenti a professionisti che sono di fronte alla necessità di dover render conto e dover presentare il proprio lavoro a un committente. Dall'altra, gestire un'attività in team, cercando quindi di far emergere qualità e competenze dei singoli in modo che queste possano esaltare il lavoro di gruppo e far sì che questo lavoro diventi di fatto il migliore. Grande successo per ITS Red Academy, biennio di alta formazione. Cerchiamo di capire il segreto di questa grande attenzione che hanno avuto i giovani a questo percorso di studi insieme a Maurizio Casarin. Allora, la domanda, come dire, è impegnativa, nel senso che non c'è un segreto, ma ci sono tante piccole attenzioni. Andando ad elencarle, da una parte la struttura didattica, una gestione quindi per compiti di realtà, un approccio che è quello laboratoriale, dall'altra il rapporto con le aziende, il rapporto e la guida dei docenti che provengono per circa il 70% da parte del mondo del lavoro. A questo di sicuro poi si aggiunge l'attività di stage e il successivo inserimento nel mondo delle costruzioni che avviene da protagonisti. Poi è normale che tutto questo diventi di fatto virale e che si inneschi un passaparola tra i ragazzi che fa sì che ci ritroviamo ad avere alle preselezioni, come l'anno scorso, un numero di candidati che è il doppio rispetto ai posti che sono disponibili. In un momento così particolare un'azienda ha deciso di supportare i propri clienti con un servizio a domicilio. Ne abbiamo parlato con Claudio Aldegheri, optometrista del gruppo Benetti. In questi mesi abbiamo dato vita ad un servizio a domicilio che permette a chi lo desidera, comodamente da casa, di usufruire delle nostre prestazioni. L'obiettivo è aiutare chi si trova impossibilitato a raggiungerci nei nostri punti vendita. Vogliamo offrire un reale supporto alle famiglie, troppo impegnate nella gestione del lavoro da casa e la didattica a distanza dei bambini, agli anziani e alle persone con problemi visivi importanti. Il nostro è un supporto che non ha costo aggiuntivo e soprattutto è realizzato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza a tutela dei nostri clienti. Quali saranno i servizi che offrirete ai vostri clienti a domicilio? Ne abbiamo parlato con Martina Aldegheri, optometrista del gruppo Benetti. I servizi che proponiamo sono tanti e per molteplici esigenze come la videocentratura, il cambio lenti, la scelta di una nuova montatura e la consegna di occhiali e lenti a contatto anche per i bambini. Portiamo tutti i nostri servizi a domicilio, prestando massima attenzione alla sicurezza e fornendo servizi con la stessa accuratezza che troverete nei nostri punti vendita. Garantiamo anche per gli ipovedenti strumenti adeguati per supportarne visione, perché Ottica Benetti vuole essere al fianco dei clienti sempre, anche con questo servizio. Nessuno si deve sentire solo. Un servizio domiciliare che è nato da un'esigenza, ma chi sono le persone che possono aver bisogno di questo tipo di servizio? Tante persone che lavorano in smart working con i figli a casa perché impegnati nella didattica a distanza e con pochissimo tempo per acquistare le lenti a contatto, ma anche persone anziane che non possono spostarsi da casa e hanno bisogno di un supporto concreto per sostituire o ritirare gli occhiali fornendo un servizio rapido e sicuro. Garantiamo un supporto anche con la contattologia pediatrica a domicilio, per applicare le lenti ai più piccoli o anche per una pulizia e manutenzione delle lenti a contatto. Siamo in conclusione anche di questa puntata del Lavoro a 360 gradi. Prima di salutarvi vi ricordo il nostro sito www.lavoro360gradi.it dove potete riguardare tutte le puntate. Vi aspetto la settimana prossima puntuali con Elisa Tagliani e il Lavoro a 360 gradi.